Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di RC Radio Conegliano e buongiorno a tutte le telespettatrici e i telespettatori di Veneto Globe. Ci ritroviamo ancora oggi per un'altra puntata dedicata al mondo del vino. Abbiamo parlato della vendemmia e poi siamo passati al secondo step: come facciamo a passare dall'uva al vino. La scorsa puntata infatti ci siamo dedicati a spiegarvi un po' tutti quei passaggi che sembrano così complicati che avvengono all'interno delle cantine per passare dalle uve bianche al vino bianco, e continueremo su questo percorso oggi. Abbiamo la nostra bella bottiglia di vino bianco, la versiamo nel bicchiere e allora poi cosa facciamo, Claudia? È molto importante questo passaggio, sì, perché trovo essenziale, in un approccio un po' più interessato a quello che è il mondo del vino, guardare attentamente quello che abbiamo nel bicchiere dal momento in cui questo viene versato a dopo, nel senso che non solo... Mi stai dicendo che non posso berlo ancora? No, piano piano, passo passo. Va bene, va bene, va bene. Ci sono dei determinati step da affrontare per essere più consci di quello che si beve, perché sì, è molto facile prendere il bicchiere, magari portarlo anche al naso e assaggiarlo, ma non sarebbe completo l'esame che andiamo ad affrontare. Ok, allora col nostro vino bianco cosa possiamo capire? Allora, ci sono diverse caratteristiche da affrontare e sono soprattutto limpidezza, consistenza, ma in particolare il colore, ed è quello che in questa puntata vorremmo proporvi più precisamente. Ma allora io ti dirò, noi potremmo in qualche modo affrontare l'argomento dicendo: ok, ci troviamo di fronte a un colore X, o ognuno con proprie parole vorrebbe descriverlo, perché giustamente tutti quanti noi abbiamo una certa sensibilità al colore, quindi anche voi, cari amici ascoltatori e telespettatori, vorreste avere un proprio diritto per descrivere il vino, e noi ve lo lasciamo, però vi diamo anche qualche altro suggerimento, perché nel mondo dei sommelier, nel mondo del vino, bisogna trovare un compromesso e capirci e intenderci quando parliamo, e quindi ci sono dei termini già prestabiliti. Sì, nel senso che diciamo che la nostra è un'arte più che una scienza, nel senso che per accomunare un po' quelli che sono appunto le caratteristiche che ognuno di noi può cogliere in maniera leggermente diversa rispetto agli altri, ci teniamo a omogeneizzare un po' il tutto, omologandolo e dandogli dei termini particolari. Ad esempio, nel colore, come vedrete, ci saranno diverse tonalità. Questo perché? Perché il colore è molto importante per capire alcuni aspetti del vino che poi ritroveremo sicuramente e al naso e al palato, non è vero, Karen? Certo. Soprattutto capire... oltre al tipo di vitigno impiegato, può essere sentore dell'ambiente pedoclimatico dove è stata cresciuta la vite, piuttosto che della vendemmia, del tipo di vinificazione che affronta il nostro vino, piuttosto che la macerazione, che ultimamente con i vini bianchi va molto di moda, questa macerazione pellicolare o criomacerazione, ma avremo modo di approfondirla più avanti. E poi quella cosa che non si deve mai chiedere a una donna, neanche a un vino bianco, però lui in qualche modo svela,
Che l'età, esattamente, spesso e volentieri. Detta età o invecchiamento, che a noi donne non piace molto come parola, no, però ecco, diciamo, evoluzione. L'evoluzione può migliorare anche il vino in certi Esatto. casi, non so se nel caso del vino bianco, ma noi chiudiamo un occhio per le nostre ascoltatrici e telespettatrici, diciamo. Io sono pro invecchiamento del vino. Ecco, allora partiamo però, diciamo, dai neonati. Esattamente. Questo, diciamo, è un termine che si usa poco, molto poco, però nel caso in cui avessimo un vino trasparente, ma così trasparente, qualcuno lo definisce bianco carta, che forse, se ve lo racconto, potrebbe sembrare di avervi versato lo sgroppino nel bicchiere o un 2 dita di Vinavil. In realtà non è così, semplicemente è così trasparente che se lo mettiamo contro luce sopra una superficie bianca vediamo completamente, diciamo, il bianco senza altri particolari riflessi, ma diciamo è molto difficile trovare un vino che sia così trasparente o ha subito particolari trattamenti, oppure quel che avete nel bicchiere forse non è vino, o è acqua o è un superalcolico, quindi vi concedo di metterci il naso in quel caso. Partiamo dalla base, cosa dici Claudia? Quella un po' più comune, sì, soprattutto per quello che è il vino del nostro territorio. Sì, direi. Diciamo che il colore base per il nostro territorio è il cosiddetto giallo verdolino. È un giallo molto chiaro, tendenzialmente che rispecchia un po' il verde, perché poi queste sono, diciamo, le grandi famiglie di colori. Poi in ogni vino si può trovare qualche riflesso, che appunto come il colore in generale può dare più specificatamente informazioni sul tipo di vino che si sta bevendo. Ma allora com'è un vino giallo-verdolino? Allora, un vino giallo-verdolino solitamente sta a indicare un vino giovane, molto giovane, in cui le durezze, le morbidezze, e anche questi termini avremo modo di affrontarli più avanti, sono dei termini che si usano quando si fa l'esame gusto olfattivo, e quindi quando si beve il vino. Sono in questi vini giallo-verdolino le durezze, quindi le parti di freschezza, sapidità, tendenzialmente sono molto più spiccate rispetto a quelle che sono rotonde e che danno questa sensazione di morbidezza in bocca. Perfetto, allora noi diamo un consiglio ai nostri radioascoltatori, ai nostri telespettatori, per andare a trovarvi un vino giallo-verdolino. Allora, nelle nostre colline abbiamo il nostro prosecco con le bollicine o senza bollicine, e quello può anche cambiare un po' la tonalità del colore, ma io vi consiglio per quest'oggi di andarvi a prendere proprio il verdiso, perché se parliamo di giallo verdolino, ecco, già lui un po' verde è sulla pianta, quindi notiamo che la colorazione delle bucce ha già questa tensione rispetto a quella del prosecco, che comunque tende un po' a virare all'oro sulla pianta, e dentro questa buccia, che è un pochino più sottile, un po' delicata, però si nascondono questi aromi floreali che non si direbbe effettivamente così di primo acchito, a vederlo un po' trasparente e così un po' verdolino. Sì, aromi floreali, però il cuore è l'acidità, è, come diceva Claudia, un po' la durezza, è un po' la freschezza, però insomma d'estate o quando vogliamo dissetarci o quando, vedremo poi, abbiniamo qualche bella pietanza, diciamo un po' più grassa negli aperitivi, ci sta sicuramente il nostro verdiso. E questo vino, come il verdiso e i vini giallo verdolino, tendenzialmente hanno subito le uve hanno subito una vendemmia precoce, proprio appunto è una caratteristica che rimane nel colore. Si passa quindi a uno step un po' più alto, più in età, è più comune. Sì, diciamo che questa è la grande categoria di colori di vino bianco, ecco, che potrete incontrare nei vostri bicchieri. Soldoni, se non sapete esattamente come definire, usate il giallo paglierino. Segnatevelo bene. Il giallo paglierino è appunto un giallo
giallo leggermente più caldo che ricorda appunto il colore della paglia e che sta a indicare un vino raccolto la cui uva è stata raccolta in piena maturazione e in cui c'è un determinato equilibrio tra le cosiddette durezze e morbidezze. E allora cosa ci beviamo, Claudia, con un bel giallo paglierino? Ce n'è da scegliere. Ce n'è da scegliere, allora potrei dirti un Pinot Bianco, uno Chardonnay, qui abbiamo anche degli incroci Manzoni, quei classici bei vini bianchi raccolti appunto con una bella maturazione che sono un po' più pienotti, che ci soddisfano un po' più volentieri. Però ci sono anche certe bollicine, il metodo classico, quindi queste bollicine che non sono proprio diciamo il classico prosecco, che in qualche modo nelle sfumature ci possono ricordare il nostro giallo paglierino. Ma se il nostro Chardonnay lo facciamo invecchiare un po' e se facesse un po' di legno, perché ci sono anche dei bianchi che in legno un pochino stanno, allora il giallo si trasforma, si evolve, perché anche qui è proprio raccontare la storia, la vita come di una persona, lo possiamo fare anche proprio con il vino, perché da un giallo paglierino passiamo a un giallo dorato, un giallo oro, più pieno o meno pieno, con i vari riflessi che possono essere oro proprio invecchiato, vecchio, addirittura qualche riflesso ramato, piuttosto che oro bianco. Sono comunque tutti colori che stanno a indicare che questo vino ha una certa evoluzione, che in bocca sarà molto più propenso a dare una certa morbidezza, piuttosto che indica che c'è stata una certa sovramaturazione, piuttosto che una criomacerazione o macerazione pellicolare. O appunto abbiamo parlato di passaggio in legno, che in quel caso significa un po' più di ossidazione, diciamo è un'evoluzione un po' più spinta. Nel nostro caso potrebbe essere paragonabile insomma a prendersi una bella bronzatura, ecco. Nel caso del vino, ecco, questa evoluzione si sente poi effettivamente di più sia nel corpo che nella parte aromatica, quindi riprendiamo un po' le basi di quei vini che vi avevamo citato prima, che però possono negli uvaggi aver subito queste particolari diciamo evoluzioni. Però non trascuriamo, non disegniamo, anche siamo arrivati già a un giallo dorato, ai vini dolci, perché no? Certo. Vini dolci che hanno ancora una certa però freschezza e che non hanno tantissimi anni, quindi passiti però giovani, freschi. Ecco, qui si possono ricercare per esempio dei passiti di glera, la nostra glera che ha sempre tendenzialmente quei riflessi verdolini o difficilmente paglierini. Ecco, per arrivare al dorato il passito, l'appassimento raggiunge questo grado di evoluzione, ma anche lì, se il nostro passito ci mette un po' di tempo per arrivare nel bicchiere, che cosa diventerà? Qui abbiamo una bellissima colorazione che ricorda alcune pietre ed è cosiddetta giallo ambrato, quindi avremo tutte quelle tonalità del topazio, dell'ambra che vanno da un giallo carico con dei riflessi appunto ambra, piuttosto che a volte tendenzialmente anche marroncini, beggiolini, e stanno anche ramati sempre e stanno sempre ad indicare che il nostro vino ha una certa età, che il nostro vino ha avuto una sovramaturazione nella raccolta piuttosto che un appassimento. Stiamo comunque attenti che queste colorazioni, nel caso appunto di vini liquorosi piuttosto che di vini passiti, sono sicuramente una nota positiva, ma potremmo incontrare questo tipo di colorazione anche in
vini un po' difettosi. E diciamo che quando l'età avanza per tutti, anche per il vino, in particolare il vino bianco, che non ha quelle sostanze coloranti che invece nel vino rosso lo proteggono da, diciamo, i sintomi dell'invecchiamento. E quindi che cosa succede? Come quando noi tagliamo una mela e dopo poco tempo con l'aria si imbrunisce. Questo è un percorso che nella bottiglia è un po' più lento, però succede. Quando di solito, ecco, Claudia ha parlato dei vini liquorosi, si dice questo vino è un po' marsalato. Il rispetto per il marsale è assolutamente doveroso, ma in certi vini significa semplicemente che l'ossidazione è andata un po' oltre. Invece per bervi un bel vino ambrato del nostro territorio vi accenno a un vin santo che anche noi abbiamo, che è il Torchiato di Fregona, e in quel caso il colore ambrato assolutamente voluto e anzi un segno distintivo di questo vino. E quindi siamo ai vini liquorosi che avranno sicuramente in bocca più morbidezze rispetto a durezze. È importante appunto anche distinguere l'intensità e la vivacità del colore, perché una volta che si ha vivacità nel bicchiere sicuramente qualsiasi colorazione appena accennata sarà una nota positiva e darà un vino, vi farà scoprire un vino sicuramente degno di essere bevuto. Okay. E quindi credo... Allora, ricapitoliamo un po', quindi lasciamo stare il bianco carta. Ricordatevi, state attenti a cosa avete nel bicchiere. Abbiamo il giallo verdolino, giallo paglierino, giallo dorato e giallo ambrato. Perfetto, esercizio per casa, bicchiere, cominciamo a farlo roteare, no, non lo rotoiamo, lo guardiamo. Lo guardiamo, okay. Lo appoggiamo possibilmente su una superficie bianca, okay, neutra. Perfetto, però la prossima volta me lo fai roteare questo bicchiere. Forse. Claudia, forse. Va bene, allora ci vediamo alla prossima puntata per imparare l'arte della roteazione. Ciao a tutti. A tutti. È stato un piacere. Avete visto ed ascoltato Bianco, Rosso e in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.